Per il Consiglio regionale Veneto doveva essere solo una pura formalità l'approvazione della proposta di richiesta di referendum abrogativo, quel referendum voluto dal leader del Carroccio Salvini per abolire la quota proporzionale e introdurre il sistema maggioritario. Ma ciò che sembrava scontato alla fine così sicuro non lo è stato, visto che il voto si è concluso con 25 sì, 14 no, 2 astenuti e 1 non votante. La maggioranza richiesta però era di 26 favorevoli, per un solo voto dunque non è passata la proposta e in Consiglio è iniziata subito la caccia agli assenti e a chi, nonostante fosse a Palazzo Ferrofini, al momento del voto non era in aula. Infastidito da quanto accaduto anche il governatore Zaia, che sembra aver puntato il dito contro gli alleati, in particolare Fratelli d'Italia. Dall'altra l'opposizione, che non ha mancato di attaccare il Carroccio. È incredibile, dopo aver fatto un'operazione di pura propaganda politica in fretta e furia per compiacere Salvini, oggi la maggioranza è andata sotto. Ora il Veneto diventa la pecora nera delle 8 regioni che avevano fatto a gara a rispondere sì signore al loro capitano. Così Orietta Salemi, vice capogruppo del PD. Pungente anche il Movimento 5 Stelle. In Veneto il referendum su base regionale prima era stato rimandato al mittente dalla Corte di Cassazione e oggi viene affossato dalla maggioranza leghista stessa. Una cosa è sicura, continuano i consiglieri pentastellati, la granitica maggioranza che sostiene il governo Zaia non è così granitica e davanti alla propaganda di Salvini non tutti si mettono in riga e adesso il suo progetto, concludono i 5 Stelle, rischia di fallire proprio a causa del suo fedelissimo Veneto.